I vestiti e tutte le cose di Alex erano dentro la chiesa. Chi li ha portati dentro? Sulla morte di Alex Marangon sono rimaste tante, troppe domande a cui non è mai stata data una risposta. Come mai, si chiedono gli zii del giovane veneziano morto la notte tra il 29 e il 30 giugno 2024, tutte le sue cose erano all'interno dell'abbazia di Vidor e non nella sua stanza. Forse Alex aveva deciso di andare via. Ma se la dinamica della sua morte provocata dalla caduta del terrazzo sembra certa, almeno per la procura, sono molti i punti oscuri in questo giallo. Alex è partito da casa con 1.000 euro in contanti. Questo evento lo ha pagato 400 euro, tra l'altro per andare a morire. E i soldi che mancano? All'appello, secondo gli zii, mancherebbero 500 euro, somma di cui non è stata mai trovata traccia. Quella terribile notte durante il rito sciamanico per i familiari di Alex è accaduto qualcosa di inaspettato. Noi ci siamo fatti un'idea che Alex abbia visto o sentito qualcosa che non andava. Nella mente degli zii, quelle ore tremende, durante le ricerche di Alex, svanito nel nulla dopo il rito sciamanico, e l'altra inquietante domanda. Eravamo là presenti quando passavano i droni, quando sono passati con i sommozzatori, sono passati con le imbarcazioni davanti alla terrazza e non c'era traccia di Alex. Alex sarebbe rimasto lì sotto il terrazzo dell'abbazia per ben 27 ore, ma nessuno lo aveva individuato. Perché? E poi quelle parole dette ai familiari prima del ritrovamento del corpo. Una persona mi ha anche detto nei giorni di ricerca: voi non sapete chi sono io e chi conosco io. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Rimane aperto il fascicolo senza indagati per omicidio volontario, ma presto potrebbe passare a morte conseguente da altro reato. Rimangono le parole del papà lasciate sui social. Ti stanno uccidendo una seconda volta, noi condannati ad un ergastolo di dolore.